E sono appena arrivati alla nostra redazione i dati relativi alla registrazione di positività, di casi positivi da Covid-19 in Veneto, quindi dati relativi alle 17 rispetto alle 8:30 di oggi siamo a 2246 casi. Più 74 persone risultate positive al Covid-19. Tra l'altro i pazienti sono aumentati, anche i pazienti non in area critica, sono più 61 per un totale di 487. In terapia intensiva più 7 persone, siamo arrivati a 136. I dimessi sono 123. I decessi sono 66, si registra un più 3, quindi sono più 3 persone, 66 le persone morte dal 21 febbraio scorso a causa del Covid-19. Ripeto ancora il dato iniziale che ho dato, 2246 positivi più 74 con un numero importante a Padova, l'azienda ospedaliera di Padova, 592 con un più 16 casi, a seguire Treviso, 425 positività più 12, 364 all'ospedale di Verona più 29 e ancora 253 siamo a Vicenza con un più 18 e quindi insomma sono numeri che davvero fanno impressione, continuano a crescere le persone positive, siamo arrivati a già 2246 positivi in tutta la regione Veneto e di conseguenza davvero numeri che fanno continuamente accapponare la pelle. E tra l'altro lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato, ha ricordato ancora una volta come bisogna assolutamente restare a casa e nella sua conferenza stampa, nel punto stampa odierno, ha comunicato di aver istituito come regione questi 10 centri Covid, i Covid Hospital vengono chiamati così, uno per ogni provincia e in cui verranno portate tutte le persone che risultano positive al Covid-19. Ad esempio mi viene in mente a Padova sarà l'ospedale di Schiavonia, per l'ULSS 7 Pedemontana sarà l'ospedale di Sant'Orso e così via, un ospedale per ogni struttura. E tra l'altro lo stesso Zaia ha ricordato anche la riapertura di tanti ex ospedali perché diventeranno strutture indispensabili, strutture necessarie per poter arginare così per arginare e limitare le persone, confinare le persone che sono risultate positive al Covid-19. Adesso un forte messaggio invece è arrivato in mattinata anche dal vescovo di Treviso che è stato avvicinato dal nostro Lucio Zanato. Allora sentiamolo assieme. Eccellenza, un'altra domenica con le chiese vuote, con la gente che però a casa può pregare, può riflettere, ma soprattutto può sperare. Sì, certamente la speranza è ciò che il Signore ci dona, ma è una speranza non così speriamo che vada bene, no? È proprio il Signore è con noi, è morto e risorto per noi, ci dona la vita e affidandoci a Lui troviamo tutte le energie che ci servono per poter davvero affrontare un periodo difficile. Lo possono fare tutti perché il Signore questa speranza, questa forza l'ha messa nel cuore di tutti gli uomini, di tutte le donne, a tutte le età, a tutte le latitudini. Abbiamo questa forza in quanto persone umane e insieme riusciamo a uscire bene anche da questa situazione. Una prova che ci deve insegnare qualcosa. Una prova che ci ricorda una cosa che spesso dimentichiamo, che siamo mortali. Non ci piace ricordarcelo, è bene anche non pensarcene più sospinto, però questa è la nostra vita. Siamo in un limite, siamo precari in questo mondo, però in questo mondo meraviglioso siamo chiamati ad amarci, a essere gli uni per gli altri, a dare senso a ogni istante. Ecco, forse quello che
credo che io sto imparando da questo è di non sprecare tempo, anche se sembra che sia tempo inattivo, non lo sprechiamo. Posso almeno sempre pensare ad una persona, pregare per questa persona, magari la posso sentire al telefono, mandare un messaggio, ma comunque possiamo essere persone che usano ogni secondo, ogni respiro, ogni battito del cuore della loro vita per amare, per essere qui per gli altri. Poi abbiamo riscoperto la solidarietà in questa solitudine, sapere che c'è un vicino, sapere che c'è una persona lontana, sapere che c'è una persona sola. Questo forse è un altro insegnamento, la solidarietà che molto tempo e per molto tempo abbiamo dimenticato. Sì, certamente, quando siamo di corsa siamo presi dai nostri progetti, dalle nostre cose e ci dimentichiamo, ma ci sono tante persone che hanno bisogno di noi, così come noi abbiamo bisogno degli altri, siamo legati tra di noi, questa è la solidarietà, e se siamo legati nella fiducia, dove sappiamo che tutti ci impegniamo, facciamo qualche sacrificio per tutti, per gli altri, allora anche noi siamo in quel poco che facciamo, anche quel nostro stare a casa, diventiamo delle persone che costruiscono il bene comune, diventiamo nel nostro piccolo dei principi di bene e di amore nella nostra società. Due riflessioni, uno per i medici che in questo momento sono in prima linea, una preghiera per loro. Beh, certamente sono ammirato. Veramente una volta si diceva edificato, ma è davvero così. Sono ammirato dall'eroismo di tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario, tutti quanti, perché si stanno adoperando al di là di ogni obbligo, ma è quello che mi sembra al di là di ogni retorica di poter definire davvero come un eroismo nella carità e nell'amore. State facendo delle cose grandi per noi, sappiate che non siete soli e con voi ci sentiamo meno soli. Ultima riflessione per quanti non riescono neanche a piangere i propri cari con un funerale. E questo è un dolore, una sofferenza grande, perché ogni volta che ci lascia qualcuno abbiamo il conforto nel saluto, nella preghiera, nel trovare gli amici e i parenti attorno al ricordo di una persona che abbiamo amato e che ci ha lasciato. È un momento molto doloroso questo, però lo offriamo anche questo. Io prego quotidianamente nella mia messa per tutti coloro che sono defunti e non hanno potuto avere delle esequie. Torneremo a celebrare l'Eucaristia per loro quando questa situazione sarà finita. I sacerdoti sono vicini a tutte le famiglie con quello che possono, con quello che riescono, con tanta fantasia, con tanta creatività e con tanta passione. Anche qui non dobbiamo sentirci da soli, e per ogni persona che in questo periodo torna alla casa del Padre c'è una comunità intera, c'è tutta la diocesi che prega, che è accanto a chi soffre e che prega l'intercessione di Dio per i vivi e per i morti. L'ultima cosa, giovedì, nuovo appuntamento per San Giuseppe. Sì, la festa di San Giuseppe è patrono della Chiesa. San Giuseppe è un grande santo, se ne sa poco, non ha detto praticamente niente, però ha protetto Maria, ha protetto Gesù ed è il protettore della Chiesa. Ci affidiamo a Lui, uomo giusto, forte e mite, e anche a Lui affidiamo questa nostra meravigliosa speranza che insieme ce la possiamo fare. Lui ha ascoltato i sogni, ascoltiamo anche noi la parola che ci viene, l'ispirazione del cuore. Siamo un po' più buoni e non rimaniamo da soli. Insieme ce la si può fare, così il vescovo di Treviso, abbiamo sentito questo bel messaggio, e poi la cosa positiva, il suo sorriso, il sorriso che davvero ha comunicato in chi lo ha ascoltato un grande senso di pace e di speranza, davvero. Io adesso chiedo alla regia se cortesemente ci mostra, eccoli qua, i dati che sono usciti, che riguardano i casi gli aumenti di positività al Covid-19. Vedete alle 17 rispetto alle 8:30 di questa mattina, alle 17 i casi sono arrivati a 2.246, con un aumento di 74 persone come positive al Covid-19. Nello specifico a Padova vengono esclusi tutte le persone domiciliate a Vo, si parla di 592 casi con un più 16. Restano fermi a 82 i domiciliati nel comune di Vo, a Treviso 425 con un più 12,
E ancora Verona 364 con un più 29 positivi, Vicenza 253 con più 18 per un totale di più 74 persone positive dalle 8:30 di oggi. E andiamo ancora a vedere meglio i dati che riguardano i pazienti in area non critica, sono 487, quindi più 61 i pazienti in tutta la regione del Veneto ricoverati in area non critica. In terapia intensiva sono 136 più 7 persone ricoverate in terapia intensiva. E dimessi dal 21 febbraio a oggi sono 123. I decessi 66, più 3 i deceduti, sempre tutto questo a partire dal 21 febbraio i deceduti sono 66. Vediamo insomma dati che fanno riflettere, 2246 positivi in tutto, un aumento di 74 unità, fa ben pensare il fatto che ci siano queste 61 persone in area non critica fortunatamente e in terapia intensiva invece un aumento, una percentuale di 7 persone con, per un totale di 136 unità, 66 deceduti più 3, 123 invece le persone che sono state dimesse dal 21 febbraio ad oggi. Insomma, questi sono i dati che sono emersi sono arrivati poco fa in redazione, riguardano questo spaccato che interessa proprio tutta la nostra regione. Ricordo ancora una volta quanto ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia nel punto stampa del primo pomeriggio di oggi nella sede regionale della Protezione Civile, in cui ha comunicato di aver allestito questi 10 Covid Hospital, questi 10 centro Covid-19 dove verranno portate, trasferite tutte le persone positive al coronavirus, e uno per ogni provincia. Praticamente saranno in tutto una decina poi alla fine gli ospedali che saranno allestiti e strutturati come edifici appunto dove verranno portate soltanto le persone con coronavirus, e insomma la situazione va avanti così. Una parola su tutte, anzi una frase su tutte: restate a casa. Intanto la nostra diretta si conclude qui, lasciamo lo spazio all'informazione da Bassano e da Vicenza. Grazie per averci seguito, una buona serata.